L'Italia guarda Udine, occhi puntati sullo stadio Friuli per la nazionale contro Israele. Noi ci spostiamo a Trieste per parlare di dilettanti. E allora i nostri argomenti di stasera, terzo tempo da Trieste con le nomination dei migliori protagonisti della giornata. Poi parleremo di Serie D, l'intervista al presidente Zanuto del Cernis Muzzane, il Brian Lignano da copertina, il colpo del fiume Veneto Bannia al Boito con l'UFM e poi il CRAS con l'effetto Barisic, sul finale anche la sintesi ampia del derby Chiarbola-Ponziana-CRAS. È tutto pronto, stavolta però riassunto e nuovo studio per una novità. Terzo tempo, ci vediamo fra poco, io mi sposto e vado a Trieste. Non solo una squadra che sta facendo bene in Serie D, ma una storia di grandissima potenza. Per me in questo momento sono tanta roba, quindi che dire, bravi. Salvatore con un uomo in meno, il fiume Veneto Bannia riesce a sfondare la difesa dell'UFM che subisce il primo gol in questa eccellenza. Veramente un guerriero e poi comunque sta dimostrando di vedere la porta e quindi facciamo la fase in un possesso, lottiamo, difendiamo, facciamo le sponde, teniamo sulla palla, facciamo gol e siamo completi al 110%, siamo dei grandi attaccanti. Cala il poker il CRAS ad Opicina. Penso che l'abbiamo dominata dal primo minuto, è partita quasi senza storia. Qualche campanello d'allarme in questo momento sul Chiarbola, bisogna accenderlo. Dobbiamo stringere i denti. In promozione è partito il Teor. Ormai crisi vera e saranno giorni di confronto tra Motta e il Sistiana. Qual è qua il risultato di giornata? Sarà indeciso fra gli ultimi due, però ti dico, secondo me il centrosedia che va a vincere a 13°, una vittoria importante. Però dobbiamo scegliere il risultato di giornata, io segnalo la vittoria del Muggia, a parte che era la prima vittoria in casa per il Muggia, ma per la dedica, è stata dedicata a Bertoni. A mio avviso è la conferma del Tolmezzo. Più che vedere un passo indietro del Pagagna, io vedo proprio un legittimare questa nuova identità del Tolmezzo. Bravissimi. Eccoci qua, buonasera. Stasera, dopo le prime analisi di Gabriele Moroso da tutto campo, siamo pronti con terzo tempo per riassumere tutto in questa novità, perché siamo negli studi di Trieste, abbiamo lasciato lo stadio Friuli, stasera Italia-Israele, avete seguito la straordinaria, insomma, con tanti eventi purtroppo da seguire che non c'entrano con lo sport. Noi invece questa sera in onda solamente su Tele4 parliamo di sport, parliamo del nostro calcio dilettante e cerchiamo, per chi vuole, di divertirsi con immagini, opinioni, naturalmente sempre con me. Ormai siamo partiti un po' di anni fa da Campoformio, siamo arrivati a Trieste. Simone Fornasiere. Buonasera. No? Novità assoluta. E con noi stasera il nostro partner di idee e non solo, Nord Energy, Simone Mauro. Ciao Simone. Buonasera a tutti, grazie Massimo. E visto siamo a Trieste, new entry di A Tutto Campo e Terzo Tempo, Francesco Vitturi. Buonasera a tutti. Triestino quasi doc o doc? Triestino doc lo direbbe magari mia madre, ma io sono nato a Venezia. Quindi comunque città di mare, diciamo, la prendo così. Un buon mix. Insomma. Allora, insieme a te dobbiamo raccontare, insieme ai nostri ospiti, questa giornata, perché ad esempio hai seguito una gara importante e ovviamente vi chiedo qual è l'argomento che vi piace di più, quale vorreste approfondire, ma approfitto, chiedo quale gli piace di più al nostro ospite, collegato anche da Azzano Decimo, Stefano De Agostini. Ciao Dea. Ciao Massimo, ciao a tutti i tuoi ospiti, ciao a tutti. Tu cosa scegli? Che argomento ti piace di più? Io sarei sulla riapertura del campionato, perché insomma la vittoria del Fiume ha riaperto il campionato di eccellenza, quindi è stata una bella partita e
e la riapertura del campionato secondo me è un argomento importante. Vitturi cosa sceglie? Beh, devo andare col Dea, che tra l'altro l'ho visto nelle tribune mentre seguivo la partita, una partita molto importante, inizialmente chiusa, poi a sbloccarla proprio il solito, ormai solito Salvador, e per il resto del match, soprattutto secondo tempo, un UFM cambiato rispetto al primo, ma non è stato abbastanza, quindi tanti argomenti da snocciolare da quel match. Simone Mauro. Sicuramente fa rumore questa vittoria del Fiume a Monfalcone, però io credo che non ci sia una riapertura del campionato, ci sia un grande equilibrio di questo campionato di eccellenza. A prescindere. Sia verso l'alto che verso il basso, per cui condivido l'analisi del Dea. Simone Fornasiere. Beh, innanzitutto devo dire che il Dea, ma non avevo dubbi, è stato coerente perché aveva detto in trasmissione martedì scorso crocevia del campionato questa partita. Credo anch'io, come invece dice Simone qui in studio, che anch'io penso che il campionato non si sarebbe chiuso neanche in caso di vittoria dell'UFM, però io voglio un po' estraniarmi, sai che non posso andare con la massa, se no qua dicono è uno dei tanti che chiama la trasmissione. Mi piace la storia del Brian, sta facendo davvero bene. Guarda, bravo, ormai io e te abbiamo feeling e partiamo da lì. Fornasiere con la E finale. A Trieste mi hanno tolto una vocale. Ti hanno tolto, te l'hanno messa così alla Francioni, no? Fornasiere. No, non sia mai che Francioni sia lesa maestà. Senti, ti mostro, partiamo dal Brian, regia, quindi possiamo cominciare con tutti i nostri argomenti. Titolo 1, il punto sulla Serie D, no? Il punto sulla Serie D, inizio dal Brian Lignano. Perché guardiamo questa grafica? Due dati banali e semplici, non è che abbiamo dovuto studiare tanto, però 12 punti, 13 gol fatti, 9 marcatori diversi, dopo un anno solo in categoria già questa proiezione playoff, le vittime illustri, il Legnago in trasferta, la Crodiense e la Luparense al Teghil, insomma basta per dire, credo, facendo poi seguito anche le parole di Moroso, Simone, che stiamo parlando di una squadra da copertina. Allora, innanzitutto lo dico qua, io a maggio forse tirerò fuori un messaggio che ti ho mandato a metà agosto. Lì potremmo discutere. E dove tu e Francioni proprio mi avete assalito, mi avete sbranato come ha fatto il Brian Lignano con la Luparense. Io ho detto che per me il Brian Lignano quest'anno è una squadra che poteva ambire ai playoff e che secondo me, non so se li centrerà, ma ci arriverà vicino. No, non vorrei che passasse come scontato. Cioè, non come è scontato. Cioè, vuol dire tanta roba. Non è scontato, capito? Ma è secondo me una continuità a un lavoro che è nato 4 anni fa, non lo scorso anno, di una società che sta lavorando bene e che sta mettendo vicino dei pezzi a comporre un puzzle giusti, bravi. Cioè sono bravi. E che solo in 2 anni di categoria interregionale è impressionante per me, cioè ha detto quella frase di Moroso, mi piace, è una storia che ha potenza. Vitturi, cosa ne pensi? Ma credo che sia una storia importante per una società che vuole fare cose importanti. La questione per il Brian sarà vedere se riusciranno a mantenere una certa costanza. Ormai abbiamo detto siamo a metà ottobre, quindi i campionati non si possono chiamare ancora iniziati o appena iniziati. Chiaro è che per una squadra del genere ci siano delle aspettative anche per come è stata costruita quest'anno e per il lavoro continuo che c'è stato con il mister, che prima o poi si vada un po' a guadagnare qualche posizione. Magari i playoff non saranno, non te ne dispiacere Simone, però lì intorno magari sì, secondo me ci avrai ragione. Che è già un buon. Però secondo me la vera risposta che il Brian sta dando quest'anno è che l'anno scorso non dipendevano loro da Ciriello, ma dipendeva Ciriello da loro. Questo è un tema perché forte, secondo me però. Ciriello è un grandissimo attaccante. Perché anche quest'anno a Muggia e anche quest'anno è iniziato, è partito e tutto. Ma non erano casuali i gol di Ciriello, un grande bomber, ma aveva dietro un impianto di gioco che era importante. Guardiamo dei gol e faccio intervenire Simone Mauro, perché i gol è la miglior cosa per riassumere un po' questo concetto. 9 marcatori diversi. Questo il tuo è un concetto importante che però oggi può essere sostenuto facilmente. Tarco, attenzione, lo abbiamo avuto in studio la scorsa settimana, puntata sulla D,
sta dimostrando il suo valore, va in gol Videkon, ma guardate il terzo gol, recupero palla su Luparense che prova a giocare di tacco, viene sulla sinistra con Tarko e Mutavcic, guarda, pallone in profondità per Mutavcic e palla al centro per Rocco. Questo terzo gol è uno dei diversi gol che ha costruito Moras, almeno restiamo in Serie D, non andiamo dietro, in questi ultimi 2 anni. E scusatemi, questo è un gol che io, che vado a vedere una partita, sono contento di andare a vedere la partita, Mauro. Ma guarda, io credo che la forza del gruppo, la forza della squadra che sta costruendo questo mister è impressionante, perché se voi ricordate la disavventura del portiere a Treviso, e il mister lo ripropone in una partita comunque delicata, perché comunque ogni partita in Serie D è delicata, ti dà il segnale di una forza di squadra, vero? Non c'è più il singolo Ciriello, ma perplesso Fornasiere. Ma attenzione, il mister qua ci mette del suo, perché ha dato fiducia a un 2007. Ma non aveva altro, il No, secondo si è fatto male anche. Vabbè, forse io questa è una notizia si è che io fatto non ho. male nel riscaldamento col Brian, questo è un dato che cambia. Col Ciarliso a giocare. Non importa, però la forza del gruppo, la squadra che gli è stata vicino, un Alessio che io ogni volta che vedo giocare questo giocatore è musica per il calcio, per me è un giocatore fuori categoria. Ma è il complesso, Io voglio la squadra, sentire il concetto di squadra. No, voglio sentire Stefano De Agostini che ne ha vista tanta e sa che 7 giornate possono essere pochissime, però cosa possiamo dire, Dea? Però dobbiamo solo che fare i complimenti a quello che stanno facendo, non è che possiamo fare tutte le chiacchiere che vogliamo, adesso noi giustamente dobbiamo analizzare le prime 7 giornate e sono 7 giornate da applausi. Io li ho visti contro la Clodiense e mi sono piaciuti tantissimo. Ma posso dire io un giocatore che ha fatto fare il salto di qualità a questa squadra, secondo me è Variola, che in questo momento sta giocando le 2 fasi come io non avevo mai visto fare a Variola, e devo dire che è diventato un giocatore da squadra importante, e il Brian adesso è una squadra importante. Questo nome è anche una vittoria di mister Moras, Dea, perché non che Variola fosse un giocatore a cui tutti sappiamo che ha le qualità, però non tiriamoci indietro, io per primo, ma magari un po' lento per la categoria, è bravo, ma però adesso invece siamo qua a dire che Variola è uno dei temi del gioco di Moras. Bravo Moras, bravo Variola. Sì, no, la verità è che era un giocatore che in fase di possesso palla indiscutibile, perché piede, visione di gioco, sapeva come accelerare e rallentare la manovra, non sempre si ammazzava per quella che era la fase difensiva, mentre invece adesso la sta facendo in maniera eccezionale, quindi secondo me in questo momento mi lancio dicendo che è un giocatore completo. Io lancio questa cosa adesso in studio e può rispondere chi vuole, anche il Dea Dazzano, mentre stiamo vedendo ancora il gol del Brian. E chi vuole intervenire su questa mia, diciamo così, sottolineatura. Il Brian Lignano da copertina, nell'anno in cui il Ciarlis Muzzano è secondo me è un ulteriore dato incredibile. Qualcuno gli interessa questa mia frase? No, è sicuramente un dato importante per una regione piccola come la nostra, dove l'ha detto anche magari qualche presidente, che la Serie D può fare meno paura. È chiaro che se il Ciarlis Muzzano un po' ce lo aspettavamo lì, pronto per provare a giocarsela, è altrettanto vero che magari il Brian, ma perché noi non ci aspettavamo il Brian? Perché tutti avevamo paura della perdita di Ciriello. Invece, torno alla mia tesi di qualche minuto fa, invece loro hanno dimostrato l'esatto contrario, che Ciriello era la ciliegina sulla torta di un impianto di gioco ottimo. E la tesi che aggiungo per dopo la mia frase, perché adesso sentiremo Zanuta, è che nell'anno in cui il Ciarlis Muzzano sta giocando lì, prendersi la copertina comunque è incredibile, questo voglio dire. C'è programmazione però. Perché oggi potevamo parlare di Ciarlis Muzzano e dimenticarci del Brian Lignano, del San Luigi che deve fare il suo altro campionato ovviamente, no? Il direttore sportivo non è mica l'ultimo arrivato, sì.
Però quindi siete d'accordo su questa mia sottolineatura? Sì, direi che si può essere d'accordo con questa frase, nel senso che rimarcare l'importanza di avere due squadre a questo punto del campionato, ancora presto per dirlo forse sulla lunga ovviamente, ma è chiaramente interessante sapere che il Friuli Venezia Giulia, dopo diversi anni con solo il Charlins, che magari molto spesso è capitato avesse un avvio buono, in alcuni casi magari qualcuno potesse dire anche ottimo, o delle fasi della stagione a un buon livello, per poi calare, riscendere o comunque smontare la classifica. Averne due in quelle zone nelle prime 7 giornate è un'ottima notizia, ma come più volte ho sentito dire, soprattutto zona San Luigi, essendo da queste parti e seguendo principalmente loro per quanto riguarda la Serie D, la questione della Serie D è il girone di ritorno, l'avete detto più volte anche voi, quindi io attenderei, però attendo con sicuramente il sorriso, perché vedere lì Brian e Charlins dà felicità. Però parliamo di Cernis Muzzane. Domani proporremo l'intervista su TV 12, il nostro spazio di A Tutto Campo, dopo il TG alle 19:30, l'intervista a Zannuto. Abbiamo realizzato una puntata dedicata al Cernis Muzzane con lui, no? Perché stasera la diretta straordinaria ci ha fatto perdere il nostro treno quotidiano, però stasera servizio dove andiamo già ad anticipare alcuni temi. Purtroppo settembre non è il mese che definisce che vince il campionato. Sarebbe stato bello che fosse tale stato, perché il mese di settembre abbiamo solo vinto e quindi è stato un mese veramente importante e un inizio del campionato che non avevamo mai fatto così. Da un settembre perfetto ad un ottobre dove il Cernis Muzzane ha frenato con l'eliminazione in Coppa e il primo posto perso col sorpasso del Treviso di domenica scorsa. Ma noi abbiamo tenuto la palla in mano per 85 minuti e quando si ha questo pallino in mano per 85 minuti, se non dire 90, bisognava portare a casa i 3 punti. Quindi a me il rammarico non è aver perso la testa, il mio rammarico ieri è aver perso 2 punti. Oggi il vero favorito è sicuramente il Treviso. Non so se per la formazione, questo lo scopriremo, ma sicuramente per il blasone, perché si porta dietro, per il numero di spettatori che trascina la città, per una situazione che lo sospinge in un calcio che conta, perché è una città comunque da 100.000 abitanti. Più che a livello calcistico lo temo a livello di blasone, di piazza, di necessità di arrivare attraverso investimenti imponenti a quello che può essere un calcio professionistico in maniera abbastanza veloce e programmata. Sull'eliminazione in Coppa invece commenta così: non era un obiettivo, però l'anno scorso era diventato bello essere arrivati fino a dove siamo arrivati. Preferivo avere vinto a Legnago e vinto con l'Este, che magari anche se andavo fuori in Coppa era pazienza. Mi bruciano di più i 2 pareggi. E infine un aggiornamento sui lavori al Della Ricca per i gusti del presidente imprenditore Vincenzo Zanutta, troppo in ritardo. Un abisso in ritardo rispetto a quello che mi aspettavo. Purtroppo mi scontro quotidianamente col mondo pubblico e ogni giorno nasce una difficoltà. Il mondo privato, dove sono abituato a lavorare, ha le sue lungaggini, ma queste qua sono elefantiache rispetto a quelle del mondo privato. Un po' di cronaca alla fine, andiamo sulla parte però sportiva. De Agostini, sei d'accordo che la favorita è il Treviso? Dea? Sono 2 ottime squadre, in questo momento non vedo una favorita, sono 2 rose molto importanti. Io ho detto, ho visto raramente una squadra giocare come il Charlins contro il Brian e poi andare a giocare contro la Cludiense, cambiare 9/11 e non risentirne, quindi vuol dire che è stata costruita bene ed è una squadra forte secondo me come il Treviso. Non farei altri tipi di discorsi io se non quelli del campo, e il campo dice che sono tutte e 2 squadre forti. D'accordo con De Agostini, restiamo al campo, non alla piazza, non ai numeri, non al prestigio. Chi vuole intervenire? Io sono d'accordo con De Agostini, sono un po' meno d'accordo con Zanutta quando dice sì vabbè la Coppa non è un obiettivo, però vincere piace sempre e fa morale, quindi questa uscita dalla Coppa, diciamo, per me non è una cosa positiva, perché comunque l'ambiente ne risente sempre quando perdi, no? Simone? Calcisticamente parlando.
Secondo me invece se punti a vincere il campionato l'ambiente ne beneficia che sei uscito dalla Coppa, perché sennò mercoledì prossimo dovevi tornare in campo e comunque un dispendio, non ti alleni bene. Per me se vuoi provare a vincere il campionato, uscire dalla Coppa va bene così. Io vorrei dirti che vedo il Treviso davanti, lo continuo a dire, perché è una squadra costruita con tanti giocatori importanti. Sento dire tutti che il Treviso va piano, va lento, sono compassati, sono figurine, ma intanto hanno 6 vittorie e un pareggio e quindi vuol dire che qualcosa hanno. D'altro canto, per dire un punto di forza del Charlis è che dopo le prime vittorie consecutive, adesso hanno fatto 2 pareggi, ma la prima con Legnago, è vero, vince di 2-0, ma Legnago è una squadra forte che domenica è andata a vincere anche a Chioggia, e poi contro un Este che non dimentichiamo è l'unica imbattuta, che si è chiusa bene, non ha fatto altro che chiudersi, quindi sono 2 pareggi positivi. Chiudo il capitolo Serie D su una battuta su San Luigi con Vittorio, visto che siamo in casa San. Aggiungerei, se mi permetti, proprio una decina di secondi, essendo stato a Treviso per 16 anni, in parte trevigiano, ti posso dire che la piazza conta tanto e quando iniziano a provare a scappare chiaramente il Treviso c'ha la volontà, però occhio perché l'anno scorso ci ha insegnato che il Treviso qualcosa magari può lasciare per strada più avanti. Riguardo San Luigi, la situazione si è un po' complicata, ma non ho sentito, percepito, comunque comunicando magari anche con ministri, giocatori, staff, non ho percepito una sensazione di disfatta o comunque inizio di panico. Esatto. Non si sta percependo questo. È chiaro che vadano svoltati i risultati più che le partite a livello dal punto di vista del gioco. Adesso sarebbe da ritrovare, poi tornando in casa, qualcosina. E soprattutto col Calvino Ale. Col Calvi però domenica la sconfitta di Adria per me, spero di sbagliarmi, ma è brutta. Ma per me è peggio la sconfitta in casa col Bassano 3-0, quello è stato secondo me uno scossone un po', perché magari sai, è sempre sonoro, in casa... Però una botta te la puoi prendere in D, il Bassano è una buona squadra. Io credo anch'io... Con l'Adriese, Dea, una battuta, niente panico, ma ci mettiamo un ma o no, Dea? Quale panico? Dai, non scherziamo. San Luigi deve fare il suo percorso e andare avanti, sapere che lo sanno, non sono scemi, che è dura e non dobbiamo aspettarci cose eclatanti. Glielo auguriamo, ma sanno che è dura e non devono mai avere panico. Devono fare questa categoria con gioia, con la voglia che hanno e continuare la strada che stanno facendo, non devono abbattersi mai. Punto sulla Serie D chiuso, andiamo con l'eccellenza, andiamo con i dilettanti dell'eccellenza, andremo anche a toccare in parte la prima categoria, però cominciano le nomination di questa giornata, cominciamo a parlare della miglior squadra e lo facciamo con il servizio, vediamo. Credo che questo gruppo ha delle buone qualità e delle opportunità di fare un campionato di vertice. Bella linea in profondità per Salvador, alza col destro! Salvador! Già farli gol era un'impresa, quindi in più vincere la partita in questo modo, poi perché secondo me primi 60 minuti abbiamo anche legittimato il risultato, anzi potevamo anche raddoppiare. Abbiamo fatto poi gli ultimi 20 minuti di sacrificio, dopo anche aver fatto 3 partite in una settimana, comunque non è facile. Basta così, espugna il Boito, il Fiume Veneto Bannia. Siamo contentissimi, abbiamo fatto un'ottima gara, un grandissimo primo tempo. Vincere qua ci dà una soddisfazione e anche una consapevolezza incredibile. È stata una partenza sicuramente positiva, a livello personale anche. E avete preso ritmo anche come squadra adesso, diverse vittorie in fila? Ma sì, 3 vittorie di fila, tra Coppa e campionato comunque imbattuti, quindi diciamo che la mentalità e la strada è quella giusta.
Ratteghi è segnato, quindi l'Italia è in vantaggio, però in questa Italia servirebbe un Salvador, secondo me. Anche, assolutamente. No? Poi a livello fisico Salvador l'ho visto particolarmente prestante, soprattutto nell'azione. Purtroppo, come diceva giustamente il mister ieri, parlando del fatto che anche il cameraman non è stato dietro al lancio di Alberti, non si è visto il momento in cui si è completamente staccato dalla doppia marcatura, ha fatto quello che voleva col fisico e lì poi con delicatezza ha messo oltre Sorchan, quindi sì, io ti confermerei l'FVB per ridurla semplice, però aspetto con grande attesa, Simone, quale magari squadra si proporrà. Addirittura io ti ringrazio che tu la confermi comunque. Io la confermo. L'hai vista anche, insomma, e aggiungo, visto che l'hai vista, a me è piaciuto il fatto dei 2 volti. Bene il gioco nel primo, la capacità di soffrire nel secondo, calcolando il turno infrasettimanale alla Juventina. Assolutamente, loro sono arrivati abbastanza sfiniti al match contro l'UFM, che sicuramente era più riposato, ma non per questo si sono tirati indietro. Credo che fosse anche nel piano gara così, perché già dopo 20 secondi, 22 per l'esattezza, mi pare, è arrivato il primo lancio lungo alla ricerca di Salvador, che poi lì non aveva controllato in quell'occasione, ma aveva subito rischiato l'UFM. L'idea era di trovarsi in vantaggio il prima possibile e poi provare ad arroccarsi. Rivediamo un po' di immagini di questo Fiume Veneto Bannia, che ha vinto, Simone, al di là della nomination, la partita, una delle partite chiave di questa prima parte di stagione in eccellenza. Rivediamo un po' di immagini mentre noi ne parliamo, no? Sì, turno infrasettimanale peraltro che io ho visto a Gorizia, mi erano piaciuti molto, anche se anche la Juventina aveva fatto una bella partita. Simone Mauro proprio no, io chiedo venia no. Non ti conoscono ancora, però anche tu, scherzo, dagli tempo. Ti ho chiamato io Simone Mauro in trasmissione facendo apposta e adesso ti piazzano. No, poi pagherò i diritti, perché lo chiamerò come uomo immagine, perché torniamo al Fiume, andiamo con le immagini che vedo nel monitor di servizio. L'UFM, il Fiume Bannia ha fatto una grandissima vittoria, una vittoria in casa di una squadra che comunque si era confermata solidissima. Allora, io lo sai che sono sempre un po' contro di te, però questa volta te la passo, il Fiume Bannia, anche se avevo pensato anche a un'altra squadra che è in prima categoria in girone A, è il Tagliamento, che ha cambiato girone, sembrava aver perso qualcosa, ha perso Masotti davanti che è andato a San Daniele, invece le prime 2 ha fatto 6 punti, ha battuto il Vallenoncello e domenica va ad Azzano, un altro bello scontro, però mi capiranno gli amici di Dignano, insomma questa sera voglio anch'io confermare la tua scelta del Fiume Veneto Bannia. Eccola qua, insomma la vittoria al Boito fatta con tanti elementi. Mister Muzzin, altro nome da sottolineare, mi piace quello che ha detto nell'intervista, il mister, è una vittoria anche della consapevolezza. Bella la nomination del Tagliamento, sicuramente da nominare, però Simone Mauro, insomma, queste vittorie danno consapevolezza. Ma certo, sicuramente il Fiume sta facendo un bel percorso, anche se devo dirti una cosa, secondo me io come nomination avrei nominato un'altra squadra, la nomino, poi non me ne voglia questa squadra, perché poi alla fine quando la nomino perde il Cras, perché il Cras comunque ha vinto un derby. È una squadra solida, che ha un grandissimo centrocampo, mi pare che abbia anche sistemato la situazione là davanti. E quindi per me vincere il derby con un importante risultato, anche se magari c'è un Chiarbola un po' che deve trovare un certo equilibrio. Parleremo di tutto questo. Però è sempre un derby. Aveva già battuto la Sanvitese, 2 vittorie, secondo me può essere un po' là per il Cras. Ma Goran Cosma qualche settimana fa l'ha detto, ce la giocheremo in tanti, cioè parlando in prima persona. Ma ci arriviamo. Va a Gorizia domenica. Ci arriviamo. No, c'è Cras Gorizia, sì. C'è Cras Gorizia. Ne parliamo anche di questo, perché insomma sono dei temi sicuramente di questa giornata. Tra l'altro questa puntata si concluderà dando proprio spazio alle interviste di Francesco post partita al Boito, era la partita di giornata, ma anche la sintesi ampia del derby Chiarbola Ponziana Cras. Quindi stasera abbiamo una puntata un po' particolare con questo finale dove vi facciamo vedere quello che noi raccogliamo
ogni settimana sui campi, siamo veramente in tanti campi, ma soprattutto approfondiamo quello che raccontiamo. Però devo farti una domanda sul Monfalcone, te la faccio con quei 30 secondi di Zanuttig. Sentiamo. Giustamente sono stato messo negli allenatori maturi, no? Quelli che hanno un'abitudine a una certa età. E il fatto di avere una certa età forse ti porta, avendone vissute talmente tante, anche un pochino di serenità. Certo. E quindi se non devo avere una serenità io oggi, avendo 18 punti, avendo preso un gol e fatti 9, perché comunque rimanete primi. Assolutamente sì, e posso pensare che qualcuno sta peggio. Va bene. Quindi sono sereno lo stesso. Che Zanuttig hai trovato? Te lo chiedo. Ma io... Per un motivo, sì. Se vuoi te lo dico. Prego, sono curioso. Era dopo la sconfitta? Sì, subito dopo la sconfitta. Perché, Francesco, ho come la sensazione che il mister mi sta trasmettendo questo, non lo ha detto, ma mi sta trasmettendo questo, come dire, voi parlate di tante cose, ma la verità la so io. Sì. Ci sta? Sì, secondo me sì. Mister Zanuttig è sempre stato, diciamo così, anche abbastanza serafico, poi nel suo gestire la stampa, sempre con molta tranquillità, qualunque fosse il risultato. E mi ricordo l'anno scorso raccontando la risalita del San Luigi, che vinsero per 3-2 con autogol di Pratolino in casa del San Luigi, vittoria fondamentale con una San. traversa al 94esimo dell'UFM, una confusione di rigore, e lui scherzò con parole che non posso ripetere nei confronti di Poceco, che si mise solo a ridere, poi fu tranquillissimo nell'intervista. Anche in questo caso lo vedo particolarmente sereno, però devo dire, secondo me ha tutta la ragione d'essere tranquillo e sereno. Non credo in molti si aspettassero, se non quasi nessuno, un avvio almeno prima di questa partita contro il Fiume Veneto dell'UFM così perfetto. 6 vittorie su 6, 0 gol subiti. Lui ha messo punti in cascina, per citare proprio le parole invece del press monfalconense, che anch'esso è molto tranquillo, e sentendo anche diversi giocatori devo dire che trasmette questo. Io accetto la serenità, ma mi permetterà il mister, come lui ha una grandissima esperienza, ovviamente nel mio piccolo 15 anni di trasmissione mi prendo anch'io qualche libertà e dico, però non è che chi prova a fare delle valutazioni sia completamente fuori dal mondo, perché ogni tanto mi dà questa idea al mister, dopo c'è l'intervista completa, che sembra che chi parla poi non conosca le cose. Non è così, mi permetterà il mister, però insomma, lo dico perché con Zanuttig, insomma, l'ho commentato un po' e mi permetto di farlo. Per chiuderti semplicemente l'argomento, ti dico che almeno dal mio punto di vista, nelle interviste con lui non ho mai vissuto questo. Ho vissuto un mister dannata, per dirlo così, un mister d'epoca che ne ha di anni sulle spalle, e non si fa problemi a farti capire che dal suo punto di vista qualcosa potrebbe anche non chiedersi, perché secondo lui è banale, però dal punto di vista è così. La serenità è totalmente corretta, giustificata, ci mancherebbe. L'UFM insomma non penso sia partita con velleità proprio di provare ad uccidere il campionato come ha fatto per le prime 5 domeniche, quindi credo il mister intendesse questo, insomma, che è comunque sereno per un percorso fin qui. Ma anche per il secondo tempo che ha fatto, perché quella partita lì poteva finire tranquillamente 1-1, insomma, quindi insomma era uno scontro diretto per il momento della stagione, poi si vedrà. Però ripeto, da questa partita esce soprattutto Simone Fornasiere, secondo me, il cambio di mentalità del Fiume, il cambio di prospettiva. E ti faccio un nome, dico Muzzin, ma dico anche Turchetto. Allora, ce lo aspettavamo questo cambio del Fiume Veneto Bannia? Il direttore sportivo, no? Conosco. Sì, no, scusa, l'hai frequentato. L'ho frequentato, purtroppo l'ho frequentato, siamo quasi amici. No, a parte gli scherzi, l'altro anno era stato uno dei grandi temi il Fiume Veneto Bannia, no? Aveva un po' deluso, perché fino alla fine ha rischiato è stato sempre invischiato nella zona bassa, insomma, salvo qualche filotto breve di magari 2 vittorie, 3 vittorie. Ricordo a fine di girone di andata, quando vinse a Fagagna, poi vinse altre 2 partite. Quest'anno il Fiume ce l'aspettavamo, perché ha rinforzato
e questo va dato merito sicuramente a Turchetto, la squadra in maniera oculata, perché quando tu metti Mortati in mezzo al campo e Salvador davanti, e qualcuno magari poteva pensare che l'altro anno Salvador a Fontana Fredda fosse stato quasi un fulmine a ciel sereno, invece no. Salvador si sta confermando, quindi il Fiume Veneto è una società seria, è una società che fa le cose in maniera, ripeto, oculate, e i risultati stanno arrivando. Vado da Dea, vado da mister Stefano De Agostini, ci siamo presi un po' lunghi sull'argomento dello scontro diretto, però tocca a te fare il punto, mister. Avete detto tutto, c'è da sottolineare proprio la rosa anche del Fiume, perché in questo momento hanno fuori Vettoretto, Di Lazzaro e Zecchin, che sono insomma forti, perché sono giocatori magari di cui si parla poco, ma che fanno tanto. Credo che il Fiume sia una delle squadre che giocano uno dei miglior calcio, insomma, di questa categoria. Io li ho seguiti, li seguo e mi piace come gioco. Il primo tempo di domenica è stato entusiasmante dal mio punto di vista, dal punto di vista del gioco, anche con delle mosse tattiche che ha fatto quest'anno, che non voglio svelare adesso perché dopo ci sono le stelle, e veramente non posso che fargli complimenti, perché andare a comandare il gioco come hanno fatto loro nel primo tempo contro l'UFM è solo che da applausi. Posso dire una cosa però che abbiamo discusso fuori onda? Io, Dea, ci trovo però anche di positivo, perché tu mi hai detto a un certo punto nel secondo tempo forse hanno deciso anche di difendersi forse in maniera un po' troppo evidente. Io glielo do come merito, calcolando che hanno giocato in settimana, calcolando che devi fare un salto di mentalità. Io lo vedo un merito, anche quello. Sì, no, ma il Mus poi è stato, no, quando ci abbiamo parlato, è stato molto chiaro e molto tranquillo. Io non condividevo alcune cose che ha fatto, lui le ha spiegate con grandissima tranquillità e ha fatto capire che ha in mano la situazione, e questo va sicuramente a suo merito. Bene. Scusa, posso, Stefano, io sono d'accordo con te. Di Lazzaro per me è un giocatore di cui non si parla mai, ma è un centrocampista fra i più forti dell'eccellenza, classe 99 peraltro, quindi... Sì, Mauro, dopo cambiamo... Mortati e Salvador, sì, Mortati, e poi un passaggio un attimo sul discorso dei mister, no? Probabilmente la tranquillità che fa trasparire il mister del UFM è che lui vive la squadra tutta la settimana, quindi è chiaro, come tutti i mister, e quindi riesce a comprendere benissimo queste situazioni. È chiaro ma che... anche la tranquillità della sua figura, che giustamente è una figura che sa di essere di spessore in questa eccellenza, come è giusto che sia, e noi gliene diamo atto costantemente. Vediamo la risposta domenica prossima, perché questa battuta d'arresto poi è un test. Fontana Fredda, al Tognon nella giornata, nei 2 giorni del centenario, quindi interessante. Fontana no? Fredda che non fa gol ancora. Non fa ancora gol. Tra l'altro, che è curioso della risposta possibile a una settimana di distanza, io gliel'ho anche chiesto, quindi dopo, quando ci saranno le interviste, lo può sentire direttamente dalle sue parole. Lo sentirete, perché abbiamo i 2 allenatori, il presidente Lugli e il protagonista Salvador. Miglior allenatore sono a Trieste, no? Sì. Quindi parlo di un allenatore che proprio con la squadra di Trieste. Andiamo con la nomination. Allora, visto che abbiamo Vitturi, me lo passi, Trieste Victory Terpin, o mi vuoi fare una proposta? Ci può stare, e diciamo che la doppia candidatura con Muzzin, che comunque secondo me ha fatto un grande lavoro domenica, sarebbe esagerato nominarlo, però lo nomino, assolutamente. Sì, sicuramente Mister Terpin può essere una proposta interessante, poi rimanendo anche proprio nella questione derby che prima citavamo fuori. È una questione che a Trieste si sente molto, vedendo dai giocatori, dai mister, dai dirigenti, dallo staff, c'è la voglia, qualunque sia la tua situazione in classifica, di vincere un derby, quindi non è mai facile, soprattutto in casa del Sistiana, che è un campo molto particolare.
secondo me direi che dai, il mister Terpin te lo passo. Anche perché poteva sprofondare nelle difficoltà di inizio stagione, invece nelle partite chiave Corno e Sistiana va a prendersi la fiducia comunque dell'ambiente, un allenatore nuovo, e quindi adesso può pian piano aspettare che tutti tornino in forma e lavorare. Visto che l'hai citato, un Paliaga non a pieno regime, che farebbe la differenza. Esatto. Fornasiere. Ma vedo che stavolta non ha voluto sentire la mia opinione, sì, quindi... e sbaglia, perché adesso ti dico io chi è l'allenatore della settimana. Terpin fa una buona vittoria, uno scontro diretto contro un Sistiana che però fa molta fatica, questo sì. Anche troppa forse. Troppa per una squadra che insomma, è vero l'anno scorso si è salvata allo spareggio, no? Fra i due gironi, certo. Però quest'anno comunque mi aspettavo, ma ragazzi io l'allenatore ti dico un altro nome, che dipende anche dalla partita UFM Fiume Veneto e non è uno dei due. L'allenatore della settimana per me è, e tu non ridere adesso non me ne volere, è Vincenzo Radina del Tolmezzo e vi spiego anche perché. Perché fa la seconda vittoria consecutiva, dopo aver vinto a Chions batte la Pro Fagagna in casa e visto che UFM Fiume Veneto Bannia è finita 0-1, quindi l'UFM che aveva sempre segnato e mai subito non è andata in rete, c'è solo una squadra in tutto il campionato di eccellenza che ha trovato la via del gol ogni domenica ed è il Tolmezzo. Direte voi, vabbè, facile, sì, facile, soprattutto quando fino a un mese fa dicevamo che il problema del Tolmezzo poteva essere uno solo, che è quello dell'attacco. Chi segna è andato via Gregorutti, è andato via Coradazzi, è rimasto solo Motta che è vecchio e magari lo dicevo anch'io. E invece loro hanno puntato, creduto su Nagostinis, ha fatto 2 gol e loro hanno segnato ogni domenica. Quindi secondo me se bisogna dare un merito a un allenatore che bisogna differenziare da una squadra che è la meritevole della domenica, bisogna trovare un qualcosa. E per me se una squadra che parte con qualche difficoltà offensiva ed è l'unica che dopo 7 domeniche ha segnato, passatemi la ripetizione, ogni domenica, beh, il merito non può che essere dell'allenatore. Te la sei preparata bene. Ma non solo. Sì, perché sapevo che tu non l'avresti mai nominato. Vabbè. No, guarda, posso dirti, è difficile che io mi trovi d'accordo con Simone, però... comunque vittoria importante contro Fagagna, sì, però, con la problema difesa. Anche Fagagna che è quasi un non va, non voglio anticiparti i tempi, scusa Simo che ti interrompo, vinto la prima col Cras 1-0, poi 6 partite senza vincere. Vero. Vero, un bel punto col Musa domenica scorsa, ma Fioi bisogna fare anche ogni tanto 3 punti. Però torniamo un attimino sulla nomination, perché voglio sottolineare non solo il lavoro di domenica di mister Radina, ok? Ma io l'ho visto anche, è frutto di un lavoro, l'ho visto contro il Fontana Fredda in 10, vanno in vantaggio, rischiano di vincere la partita, poi per una disavventura, vabbè, è successo il pareggio. È una squadra tenace, una squadra completa secondo me, anche se magari mi dite che potrebbe avere qualche defezione in difesa, e poi ha riscoperto Nagostinis. Io su questo la capacità di mister Radina di mettere torna a pronunciare bene. Di Radina di mettere se il problema era l'attacco, è l'unica squadra che ha sempre segnato. Sì, no, e poi c'è il tema, questo lo aggiungo, al di là della nomination, il Tolmezzo ha veramente un problema difensore e tu hai un problema con la tosse. E me ne scuso davvero con i telespettatori, ma non è una roba però se fai gol davanti... No, con gli uomini proprio. Comunque, Dea, cosa faccio? Me l'ha nominata bene, dai, la passo. È diventata difficile dargli torto perché è stato fenomenale. Io metto lì solo questa cosa, dico. Potrei sembrare di parte, non lo sono. Per me parliamo troppo poco di Davide Furlan. Vero, sì, hai ragione. Ti cito solo un numero. Avete incensato prima giustamente il Brian che ha fatto gol con 9 giocatori diversi. Il Tamai ha fatto gol con 10 giocatori diversi. Sì, è vero. Questo vuol dire che dietro c'è anche un lavoro. Domenica il Tamai ha fatto sembrare poca cosa la vittoria contro la Formioli, facendo una grandissima partita, e il lavoro che sta facendo secondo me è di primissimo ordine. Però il Tamai ha più benissimo. Non voglio difendere la nomination, Tamai ha giocatori,
ne ha tanti, e quindi però giusto bisogna anche saperli gestire. Bisogna anche saperli gestire. Insomma, quando inizi una partita dopo 17 minuti sei 3-0, secondo me il mister c'ha qualcosa dentro in quel match. Dea, hai ragione. No, è vero. Dea, hai ragione. Scusa, vai. Infermeria di cosa sta, perché potrebbe anche esserci un altro giocatore fuori forse tutta la stagione, un giocatore importantissimo, quindi di cosa sta facendo in queste giornate per mettere in piedi la squadra, perché ogni domenica ne perde uno, e secondo me sta facendo un grande lavoro, pur ti ripeto, passando, mi va benissimo quello che ha detto Simone su Vincenzo, però non dimentichiamoci di Ma scusa Stefano, allora a sto punto io darei il miglior allenatore al maestro di Furlan, quello che gli ha insegnato l'anno scorso, cioè tu. No, Furlan sta andando avanti, Furlan va avanti con le sue idee, perché non è lì per caso. È una battuta ad un amico. Sono due strutture diverse, sì, hai ragione, quel che dici, è vero che il Tamai sta facendo bene, forse con la mano del mister e sicuramente con la mano del mister, però il Tolmezzo rispetto ai mezzi che ha sta facendo delle bellissime prestazioni. Ok, quindi facciamo così. Io ho detto che mi trovo d'accordo. Posso provocare il Dea veloce? Vai. Stefano, ma se il Tamai dovesse vincere quest'anno, come ti sentiresti? A parte contento, dai. Pastiocche. Ecco, te rispondo anche così. se non grido. Sì, si sente a prescindere, credo. Però ha risposto benissimo il Dea, ma avremo tempo di parlare. Quella di Furlan è una bella, la condivido. Prenditi la responsabilità, hai fatto tutto tu. No, io comunque per questa volta ti dico Vincenzo Radina. Va bene. Siamo in due? Ci sta. Io, se mi concedi, poi citerei anche rapidamente, questo non come votazione, ma un Riccardo Carola del Muggia, che secondo me adesso nell'ultimo periodo ha iniziato un po' a trovare la quadra, a ingranare anche in casa, dove stava mancando la risposta. Ma il Muggia ce lo aspettavamo. Io aspetto ancora qualche domenica di continuità di Carola per dire, perché il Muggia, ragazzi, cioè il Muggia... No, infatti non era una nomination per questa domenica, però secondo me bisogna iniziare a tenere attenzione, perché la serenità che trasmette Zanutti, che secondo me è arrivata anche a Muggia. Mai perso il Muggia e mai perso il Fiume. Loro due. Comunque è un dato da tenere in considerazione. Se la regia mi dà il permesso qua a Trieste, io andrei in pubblicità, così poi continuiamo, perché arriva il momento del miglior giocatore. Abbiamo ancora altri temi da affrontare, le stelle del Dea, miglior gol e miglior parata, abbiamo tante cose, quindi se non sento arrivare qualcuno in studio, pubblicità. Serata su Tele 4 con i nostri ospiti. Nomination, abbiamo scelto la miglior squadra del calcio dilettanti della ultima giornata. Faccio una precisazione, Noi ovviamente ci ritroviamo a toccare i temi principali delle categorie apicali, ma lo vedrete fra poco, quando ci sono belle storie anche nelle categorie, insomma la prima in giù, cerchiamo di esserci e le stiamo cominciando a trattare anche nei nostri appuntamenti quotidiani su TV12, perché so che giustamente il mondo dei dilettanti non si riconosce solo con le categorie apicali, ma è fatto di tutto il panorama fino alla terza categoria, quindi siamo attenti e stasera qualcosina tocchiamo, però per ora abbiamo due nomination effettivamente di eccellenza: Fiume Veneto Bannia squadra, Radina Tolmezzo miglior allenatore. È il momento del miglior giocatore e devo dirvi, io avevo proposto la promozione come allenatore, torno in eccellenza perché ho visto un gran giocatore, quindi servizio, miglior giocatore, poi ne parliamo. Ho aspettato una bella opportunità, non è arrivata, poi ho parlato con il nostro capitano Rajcevic, mi ha detto che qua si trovano benissimo, poi sto a casa. Svincolato da Rodina Moskov in Russia, lo sloveno Max Barisic, classe 1995 di Capodistria, è stato la grande occasione per il Kras, colta subito. Abbiamo azzeccato l'acquisto, Barisic. Abbiamo trovato un giocatore che
da anni non avevamo al Kras. Io penso che un giocatore così prorompente, vincente, ma anche letale e sotto porta, dopo Knežević non ce l'abbiamo avuto. Penso che questo potrebbe fare la differenza, ecco, è un giocatore che, avete visto solo oggi, ha qualche marcia in più di altri. Ecco. Sì, lo abbiamo visto, ma non solo per il gol e l'assist. Max Barisic sa gestire palla, ha i movimenti giusti e il Kras diventa ancora più squadra con uno così là davanti. Però è tutta la squadra che ha giocato bene, però questo da quando è arrivato Max ha dato un altro piglio alla squadra, abbiamo più profondità, siamo più pericolosi. Uno che fa reparto e tutti gli altri che sono intorno ne giovano, penso bene dai. Non a caso il presidente Kozman ha scomodato niente meno che Radenko Knežević, uno che al Kras ha fatto la storia. Ne sa qualcosa anche l'ex mister Musolino. Aspettiamo un attimo, Knežević ha fatto 10 anni al Kras, non lo so, forse qualcosa in più, ed è stato 10 anni determinante, lui vediamo. Sono poche partite, è vero, ma l'impatto sembra evidente, lo conferma anche mister Bozic. Voi lo vedete solo durante le partite, ma vi devo dire che durante la settimana il ragazzo va come un giovane che vuole spaccare il mondo e tira avanti tutta la dinamica dell'allenamento, no? Quindi anche là fa la differenza, devo dire. Il presidente ha detto era dai tempi di Knežević che non vedeva un attaccante così al Kras, insomma lei conquistate subito. Grazie a Press, niente, è importante che gli do questo che si aspetta lei, ci darò massimo ogni partita, è importante alla fine che noi vinciamo tutti insieme. La sfida del Kras è ora trattenere Barisic, perché un giocatore così può interessare ancora a molti. In un'eccellenza dove si cerca il grande attaccante lo avete probabilmente trovato? Ma io penso di sì, adesso lo dobbiamo mettere al suo agio. Penso che ci può dare una grossa mano, sì. Io gioco con la felicità e mi trovo veramente bene qua, poi nel calcio, nel mondo di calcio non si sa mai veramente. Quello che sappiamo adesso è che l'attaccante sloveno gioca con il Kras. Da Knežević a Barisic questa squadra può tornare a guardare in alto. Voglio un parere solo di Stefano De Agostini, che non penso abbia visto Barisic, però sicuramente ha visto Knežević ai tempi. Vabbè, ma Knežević è stato uno dei più forti giocatori dentro l'area di rigore che abbiamo visto nel nostro calcio, era veramente micidiale. E quindi se Kozman dice non vedevo uno da Knežević, sapendo quanto vale Knežević nella gestione Kozman, no? Ah beh, ci dobbiamo fidare ciecamente, perché ha un paragone che per loro insomma è un paragone importante, no? Perché insomma sappiamo quanto è legato Knežević al mondo Kras e quanto il mondo Kras è legato a Knežević. Sbilanciarsi così vuol dire che hanno trovato veramente un giocatore forte. Conferma o altra proposta? Vediamo un po'. Mauro. Ma io lo confermo perché comunque, l'ho detto prima, il Kras è riuscito a sostituire e a trovare un punto di riferimento davanti, uno che ha fatto Padova, Catania, Mosca, vari campionati. Ha un bel percorso. Ma certo, è un piacere e una fortuna averlo in questo campionato, perché comunque possiamo vedere del bel calcio. Mister, cosa dici? No, sono d'accordo con te, più giocatori bravi ci sono, più si eleva il testo tecnico, più piacere andare a vedere partite. A me è sorpreso, lasciate stare il gol che state vedendo facile, no? Davanti alla porta e l'assist, ok? Come viene a prendere palla, come tiene, come gestisce la palla, lo capisci da lì che è uno che ha un'altra marcia, come ha detto Kozman. Vitturi? Ma se mi concedi, io vorrei sentire prima l'altro Simone. Vabbè, e poi dai, ti do la mia opinione. Questa volta glielo concedo a lui. Grazie. Allora, sicuramente le parole di Kozman sono importanti, l'avevamo detto anche gli ultimi 2 anni, soprattutto, o meglio l'anno scorso, che il Kras era neopromosso, che forse mancava proprio quella punta, perché Lukanović, insomma, ci aspettavamo molto, ma non ha reso per quanto poi ci aspettavamo.
Però io stasera ti devo fare, so che tu sei un amante, insomma, un esteta delle belle storie, so già dove e io vai, stasera devo cadere in collina. Cioè, tu vai a San Daniele. E vado a San Daniele quando Marco Nardi, che insomma ha scritto pagine, che gol hai fatto, ma cosa hai fatto Nardi, con lui che dice è finita a Union la Ripa la Fenadora, e lui torna con l'Union 91 a San Daniele e fa 2 gol. Ma sì, ma ne parliamo. E porta in vetta l'Union 91. Io stasera però ti dico Marco Nardi. Marco Nardi, giusto nominarlo anche nelle nomination, visto il gol a San Daniele, l'Union 91. I due gol, visto l'Union 91 che sta rispettando attese d'alta classifica, Vitturi? Ma allora, volendo da Bastian contrario, rimarrei magari sul Kras e ti potrei dire Solaia, che a me piace molto come giocatore, sì, e sì. Secondo me con Barisic può fare cose molto interessanti. Fai bene a nominarlo. E te ne nomino un altro e poi ti confermo Barisic, perché è ovvio che si veda, l'ho già visto anche dalla prima partita dove ha segnato il suo esordio al Dario Scabar, che è un giocatore fuori categoria. Per me va nominata anche la doppietta di Milan Grujic nel 6-0 del Santa. Essendo a Trieste, bravo, giusto. Milan Grujic, vedi, me l'ero persa, bella a me Milan Grujic, ma un altro ex Crassa, un altro che fuori categoria, in prima categoria secondo me. Aspettiamo magari che poi ancora. Si è un po' sbloccato il Santa, perché è partito un po'. Però la Cormonese in crisi, ragazzi. Cormonese 6-0, brutta. Invece 0 punti. Cabine non lo nominiamo più ormai. Due gol. Anche comunque volendo prendere un altro derby, che era il terzo del sabato, Domio Piccina, c'è un Bovino che è entrato dalla panchina in 6 minuti e mezzo, ha fatto l'1-0 che ha deciso la partita. Sì, e poi ha esultato. Diciamo, o alla solito Simeone o alla Cristiano Ronaldo che rispondeva a Simeone. O alla Bovino. Bovino è un altro nome che... Però io queste nomination te le ho fatte così per lanciartele e poi ti confermo. Mi piacerebbe dare Bovino, però. Allora, vedi, allora io rimango su Bovino, se mi dai questo. Entra 6 minuti, però mi metti lì. Diamo qualità a questo calcio, diamo spettacolo. Però Bovino entra e fa un gol pesante nel derby. Fredda sul primo palo, da fuori area, rientrando sul sinistro. Dai, facciamo decidere. Facciamo così. Siamo a Trieste, tocca a te. Prenditi le tue responsabilità, Barisic per tutto quello che abbiamo detto, o Bovino che hai raccontato Domio Piccina. Siccome so che con Marco poi magari mi faccio una birra e mi permetto anche di ridere, gliela pongo così: confermo Bovino, perché Barisic avrà molte più possibilità secondo me di tornare. Bovino. Va bene, te la passiamo, ci sta, però abbiamo raccontato la valenza di Barisic. Barisic lo voglio vedere anche in un big match, perché non me ne vogliano a Chiarbola, bella partita, un derby, però poteva essere più difficile con altre squadre. Sono d'accordo, aspettiamolo nel big match allora. E intanto però di Chiarbola parliamo nel non va con mister Musolino. Sentiamo. Prova la gran botta, non va. Sì, un po' allarmante, lo sappiamo dall'inizio che abbiamo delle difficoltà dietro, in questo momento le assenze di Vecchio e di Trevisan ci stanno condizionando molto anche nelle scelte. Sappiamo che sia Stipanci che Zoc sono due ottimi centrali, ma entrambi sono troppo lenti, diciamo, no? Non sono combinati bene, entrambi sono più bravi a coprire che ad attaccare in avanti, non hanno grandissima velocità di base, quindi soffriamo tanto quando troviamo squadre come questa che hanno qualità offensiva straordinaria, perché offensivamente sono molto bravi, e chiaramente andiamo in difficoltà, però insomma lo sapevamo e secondo me la soluzione ce l'abbiamo in casa, ma in questo momento dobbiamo stringere i denti. Crisi allarmante, una battuta velocissima perché devo andare avanti. Beh, insomma, me lo aspettavo il Chiarbola un po' quest'anno. Però c'è la motivazione, ditemi solo, la motivazione di Musolino, gli dite l'accettate o secondo voi non basta? Non basta. Non basta. Io mi fido di mister Musolino, lo conosco bene, ci sono delle mancanze, non è solo quello, come dice Simone, ma secondo me bisogna avere pazienza perché il Chiarbola ha dimostrato che sa riprendersi. Ok. Sì, Juventina e Chions, le prossime due, io gli auguro a Musolino tutto il bene possibile, però la vedo molto dura quest'anno. Anche perché posso dire, noi abbiamo sempre parlato che il campo di Opicina era un po' il fortino del Chiarbola, dove ottenevano qualcosa in più. Quest'anno anche domenica 4 gol nel derby. Fuori casa contro il Fiume Veneto però. Sì. Allora... sì, anche se mi dicono che il primo tempo poteva essere davvero 5-0 per sì, però una quantità di occasioni. Mors tua vita mea, ci mancherebbe. Subisce tanto, sono dati allarmanti, insomma. Dea, conosci l'eccellenza, se vuoi aggiungere proprio un pensiero, perché poi andiamo con un bel servizio e le tue stelle.
ma appunto perché sono così, i 2 giocatori che gli mancano sono tanta roba per loro, perché cambierebbero un pochettino la partita offensiva. Quindi già sapevamo che erano in difficoltà, se in più ti mancano 2 giocatori così, è chiaro che è più di una scusante. Sì, perché lui dice Zoc e Stipancic faccio fatica, no? Perché hanno delle caratteristiche che insieme, no? Certo. Trevisan è un ragazzo che è cresciuto molto, me lo ricordo, è arrivato dal San Luigi fuori quota, faceva l'esterno, poi l'hanno portato dentro. Malandrino È un no, Malandrino è andato al San Luigi in Serie A. Sì, ha perso giocatori importanti. Infatti. Lo sapevamo, però i numeri sono estremamente preoccupanti. Hai nominato Nardi, dobbiamo parlare di un prossimo turno, venerdì ci ritroviamo nel nostro appuntamento alle 19:30 su TV12 parlando del prossimo turno, ti anticipo già qualcosa. Una battuta rapida, ma quindi nel non va conformiamo il Chiarbola? No, ma non va sapendo non che anche il Sistiana sarebbe lì volendo rimanere a Trieste. Assolutamente, tra l'altro credo Motta confermato, credo a sto punto, no? Siamo martedì sera, non ho sentito niente, avrà allenato. Mi aspettavo qualcosa, però davvero diventa decisiva la prossima, dai, credo. Dove va Sistiana? Sistiana, adesso vediamo, lo recuperiamo, adesso dopo. mi sfugge la prossima, però qualunque sia, anche fosse il Teor, che non è perché va da Viano il Teor, diventa molto... Sevegliano Sistiana è delicata, è molto delicata. Lì c'è una panchina che balla, secondo Sevegliano Sistiana è... Una sola, perché a Sevegliano non credo balli. Non balla. Va bene, procediamo. Prossimo turno, guardate che belle storie ci propone. Vai. Sevegliano. È un sanvintese e la partita della famiglia Vittore Di Lorenzo, che a Chionza è stato il capitano dell'ultima eccellenza vinta, che da bambino vedeva il padre Pino portare Chionza in eccellenza e poi vincere una Coppa Italia. Grande ex il mister che torna sul suo campo, il Tesolin, lui che è stato uno dei primi a svoltare la storia del Chionza, gioca una sfida delicata, lo è per il Chionza con mister Moro che guarda in faccia il passato con un presente strano e un futuro migliore da conquistare. Delicata anche per Vittore che con la Sanvitese ha bisogno di un acuto per decollare e dei gol delle punte. Un bivio insomma pieno di nostalgie e speranze. Altro grande ritorno, quello di Nardi. Domenica scorsa 2 gol a San Daniele, il campo di tante gioie e la maglia con cui è esploso. Domenica prossima con l'1-91 torna invece al Simonetti di Gemona, la gemonese con cui ha vinto un'indimenticabile coppa e ha vissuto la serata più incredibile in quello stadio dove stasera gioca la nazionale, la partita tra le più discusse di sempre. Sì, fin troppo discussa e purtroppo passerà per la cronaca fuori dallo stadio più che per quello che è successo in campo. 2 bei ritorni, una battuta però per me Chion Sanvitese deve dire qualcosa a entrambi, anche se Moro ha avuto la piena fiducia del suo presidente come ci immaginavamo e come già aveva fatto capire più volte Bressan, però di fronte a un passato così illustre deve cominciare a dirci che Chion sta facendo Moro. No? Bisogna iniziare a guardare il futuro adesso, perché sennò Chion Sanvitese, derby fra 2 squadre, insomma, magari la Sanvitese potevamo non dico aspettarcela, ma insomma forse... Però anche la Sanvitese, quel dato dei gol che mancano è una partita delicata. Rinaldi credo 0 gol ancora, no? Sì, 0 gol di attaccanti proprio, e Rinaldi è ovviamente l'emblema. Vado dal Dea perché voglio le stelle, abbiamo nominato, dobbiamo chiudere con gol e parate, però vai con le stelle, le scelte di mister Stefano De Agostini, cambiamo, vai. Dobbiamo guardare tutta la regione e vincere un campionato non è mai facile, soprattutto il campionato carico, quindi complimenti a Cavazzo che ha avuto nella Folgore e nel Sedarkis 2 grandissimi avversari. 4 stelle a Lorato, portiere dello Strasotto, portiere che fa gol, come fai a non dargli le stelle? Cioè gli daresti anche tutto il cielo perché penso che sia una cosa più unica che rara. E 5 stelle le motivo anche, le do a Baratin perché? Io l'ho avuto come giocatore, era un giocatore bravo tecnicamente, ma con poco sangue e poca continuità. Adesso lo trovo braccetto di destra del Fiume,
che difende e come difende, e sta facendo, e secondo me è in questo momento lui la grande sorpresa di questo campionato, e deve dividere queste stelle con la follia di Muzzin, che io non ci avrei mai e poi mai pensato a metterlo lì, ma complimenti veramente a tutti e due. E ricordiamo che le 5 stelle superior non sono garantite, quindi bisogna meritarsele con cose clamorose. E mi rimettete un attimo le stelle del Dea, Cavazzo, sì, lo risottolineiamo, l'abbiamo fatto anche domenica per ricordare anche il titolo Carnico. Lorato, Ponziano, lo Strassodo, lo vedete in foto, è lì che sta per fare il gol, poi si farà male, foto di Alessia Marcatti con il Malisana, è finita la partita e fa gol. Abbiamo aggiunto alle stelle del Dea anche l'immagine fotografica di questo gesto da 4 stelle. Il tema di Tomei, il mister ci pone questa sera un tema che ha poche discussioni da fare in studio, ma da ascoltare. Sentiamo. Ciao Massimo, un saluto agli ospiti in studio e a tutti quelli che ci seguono da casa. Il tema di questa sera è fair play, ma di cosa parliamo? Io ho avuto la fortuna di poter allenare in una società del Tamai dove la correttezza nei confronti degli ospiti e avversari viene ancora oggi, e non solo a parole, messa al primo posto come obiettivo da trasferire a tutte le squadre. Questo ci ha permesso di vincere un premio prestigioso come squadra in Serie D più corretta d'Italia, ancora oggi un fiore all'occhiello di tutti i dirigenti, allenatori e giocatori. Fatto questa premessa e visto anche gli ultimi fatti accaduti, volevo ricordare che volenti o nolenti i dirigenti, istruttori e allenatori di una squadra sono esempi e figure identificative per i loro ragazzi, e certamente non bastano le belle parole dette alla cena di inizio stagione, ma serve un esempio costante nella quotidianità, fatto più di fatti che di parole. Esempio, se un allenatore urla addosso ai propri giocatori e continua per tutta la gara a protestare con l'arbitro, non può certo aspettarsi che essi siano rispettosi dei propri avversari o, ancora più importante, del direttore di gara. Anzi, tenderanno a trasferire questa aggressività che nulla ha a che vedere con il confronto agonistico. Il ruolo educativo è perciò inevitabile per gli addetti ai lavori e ciò ci obbliga a continui esami di coscienza per essere sicuri di garantire un servizio positivo ai nostri giovani. Da quando ho smesso di allenare vado in giro a vedere partite dai giovani ai più grandi e purtroppo vedo sempre più spesso tanta esasperazione dell'evento da parte di tutti, e parlo di pubblico, dirigenti e allenatori. Caro Massimo, non voglio assolutamente incolpare nessuno, ma credo che tutto quello che di buono facciano oggi le società probabilmente non basta. Bisogna darsi tutti una regolata e i vari comitati dovrebbero fare ancora di più per mettere in risalto la correttezza e la scorrettezza delle varie squadre. Ciao a tutti e un caro saluto, alla prossima. È tornato su temi che abbiamo già raccontato, ma che purtroppo fanno parte spesso della cronaca. In generale lo sport ha a che fare con tante cose, quindi il mister è voluto tornare su un argomento della scorsa settimana, sottolinearlo con forza, ma anche noi lo vediamo andando sui campi o commentando. Attenzione, siamo sempre spesso al limite in certe situazioni, è giusto restare su questi temi. Belle immagini, i dilettanti ce le mostrano come a Pordenone, guardate che bello, domenica la presentazione del settore giovanile. Fatemi vedere queste immagini del Pordenone, perché vabbè, il pubblico al Bottecchia è sempre uno spettacolo, ma c'era tutto il settore giovanile davanti a questo pubblico, davanti in campo al Bottecchia, e poi si è chiuso questo momento con questa bellissima corsa sotto i tifosi in gradinata. Ecco, le società servono a questo e le immagini belle dei dilettanti che noi vogliamo mostrare sono queste. A proposito di immagini belle, andiamo a chiudere questa trasmissione velocemente, perché tanto gol e parata credo che non avrete dubbi. Stacchetto, miglior gol. Eccoci qua, vediamo i migliori gol. Via, veloci. Abbiamo Locasso in Fiumicello Azzurra, Pezzarino rientra e va con una botta sul palo lontano. Locasso direi
applausi e gol decisivo, perché l'Azzurra vince a Fiumicello 2-1. Poi Stiso è un po' un penombra, ma c'è, al volo di destro, no? Contro il Muggia 3-2, coordinazione, qualità di Stiso. E poi questo qua, cosa dire? Zulu fa una giocata e adesso la rivedete in replay, devo correre, vi chiederò la votazione secca proprio per non perdere tempo, però resto un attimo su Zulu mostrando questa immagine a Stefano De Agostini. Guarda questo gol di un certo Diav che non segnava da 700 giorni e ha segnato contro la Triestina col Cittadella, e questo gol lo fa alla Triestina quando era in D con il Tamai. Dea, ci sta come paragone? Sì, c'ero io in panchina quella volta lo so. con Davide quando fece quel grande gol, e il gol di Giulù è un grande gol, quindi non credo che ci sia discussione sul gol, come non c'è discussione sul grande gol di Davide. Vetturi? Confermo Marco Giulù. Giulù. Ma io ho visto quello di Stiso, quindi voto Stiso, perché l'ho visto in diretta. Giulù è ancora più bello di quello di Diav. Okay. Sono d'accordo con Simone. Che Diav gli rimbalza e tutto, fa un gran gol, però Giulù invece riceve, guarda la porta. Da più distanza, forse un po' più angolo, ma più distanza. Bello, bellissimo, nella giornata negativa della Forum e super del Tamai. Stacchetto, andiamo con le parate. Ha segnato Ratteghi mentre noi parliamo di parate, 2-0 Italia, tornando al calcio a Udine. Ve le faccio vedere, scusa, velocemente. Volevo dire, non le ho non ancora viste? No, anche qua non credo ci saranno tanti dubbi. Tullio fa una buona parata, ma in realtà fa una buona partita, però è semplice. Questa è una bellissima azione chiusa da una bella parata di Grubizza. Mi è piaciuta l'azione del Trieste, Victory Academy, ma mi piace che la parata di Grubizza. E poi guarda Spollero qua in una partita delicata, vinta 2-1 dall'Azzurra, guarda che riflesso ha. Per quello l'ho tenuto alla fine, ma credo che... Dai, cosa mi dite? Ripartiamo. Vitturi? Ma sì, Spollero. Spollero. Non ci sono dubbi. Dea, non ci sono dubbi, no? Siamo a posto? Mi dispiace che non hai messo, ho visto una bella parata del portiere della San Vitese su Zucchiati, quella era una bella parata. Questa di Spollero è una gran parata. Era da mettere forse. Però secondo me Spollero più prontezza di riflessi, in più c'è quella famosa foresta di gambe che non ti fa capire niente, e poi all'ultimo sbuca. Io la parata del portiere della San Vitese darei le 5 stelle superior del Dea. Che non mancavano. Biasin. Dea, ti ringrazio per il collegamento. Poi un saluto a tutti. Grazie a Stefano D'Agostini. Ciao Dea. Grazie, mister. Ciao, mister. Grazie a Francesco Vitturi. Grazie. Simone Mauro. Grazie Massimo, grazie. Simone Fornasiere. Vi lascio la parte finale della nostra trasmissione UFM Fiume con le interviste e la sintesi ampia di Crash Erba Ponziana. Ringrazio gli amici di Tele4, siete passati dalla Barcolana a me, scegliete voi, credo che vinca la Barcolana, però per stasera va bene così. Buona serata, ciao. Scendono in campo UFM e Fiume Veneto Bannia per la settima giornata di eccellenza. Il controllo dell'UFM, Lucheo rigirare di prima, pallone troppo debole il suo. Bella l'idea in profondità per Salvador, alza col destro! Salvador! Con un uomo in meno il Fiume Veneto Bannia riesce a sfondare la difesa dell'UFM che subisce il primo gol in questa eccellenza. Vale l'1-0 per la squadra ospite. Diverse lamentele, intanto scorre il pallone, la girata in mezza rovesciata. Mortati voleva deliziare per fare il 2-0. Da Diust di prima alla ricerca di Lucheo, prevedibile per l'opera difesa del Fiume Veneto. A vuoto Pratolino, lamentato un tocco con il braccio da parte di Sclippa che scambia con Salvador. Sclippa arriva nell'area di rigore, gira per il mancino, Sclippa. Ricercato Salvador, pallone che passa verso Bance, si propone sul secondo, palo col destro, Mascarin apparecchia e si divora il gol. Alza il destro Han, bello l'inserimento di Lucheo, il mancino di Lucheo, a fil di palo il possibile 1-1 dell'UFM. Porta per qualche metro, poi verso Gabrieli,
movimento di Lucheo, servito adesso, posizione regolare di Lucheo, prova a puntare verso la porta, Lucheo! Sguardo di Ihan, vediamo se prova a riproporre di nuovo, arriva adesso il destro forte, il colpo di testa verso il secondo palo, a vuoto l'inserimento, botta abbastanza forte, vediamo se riesce ad andare oltre Gabrieli, ufficialmente scaduto il recupero. Basta così, espugna il Boito il Fiume Veneto Bannia. Qui con mister Massimo Muzzin, mister riesce ad arrivare al Boito da ospiti con una vittoria, con un gol, il primo gol subito dall'UFM, segnare alla miglior difesa non era facile, quindi oltre ai 3 punti si porta a casa il fatto di aver comunque fatto cadere quello che stava diventando un gigante in distanza in classifica, però chiaramente appunto prima risposta sono sui 3 punti, immagino. Siamo contentissimi, abbiamo fatto un'ottima gara, un grandissimo primo tempo, 3 punti fondamentali per il nostro cammino, vincere qua ci dà una soddisfazione e anche una consapevolezza incredibile. È vero che nel secondo tempo ci siamo schiacciati, cioè ci hanno schiacciato, ci siamo abbassati, con grande organizzazione, con grande fame siamo riusciti a mantenere il risultato. Per onestà bisogna dire che, come sempre dico, poi gli episodi vanno visti e potevano sicuramente pareggiare. Anche se noi al primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni, di cui una clamorosa per andare su 2-0, non siamo stati efficaci in quel momento lì, però nel contesto della gara credo che un tempo a testa sicuramente, noi abbiamo fatto gol, loro no, e questo poi ha portato alla fine il risultato finale. Vincere qua per noi, ribadisco, è una soddisfazione incredibile, con grandissimo rispetto per la prima della classe, una squadra incredibile, con un bravissimo allenatore. Stanno facendo un percorso, perché poi questo non sposta di nulla quanto di buono stanno facendo, e per cui la soddisfazione per noi stasera è grandissima. Stasera festeggiamo, poi da domani iniziamo a pensare alla prossima partita. Chiaramente, volevo soffermarvi poi anche sul ritmo che ha preso il Fiume Veneto Bannia, perché prime 4 giornate difficoltà, diversi pareggi, partite che comunque potevano andare sia da un lato che dall'altro, poi però dopo quel 5-0 in casa della Pro Gorizia avete preso quel morale che era necessario. Ma in realtà anche nelle prime 4 uscite avevamo fatto ottime partite, ottime prestazioni, mancava la vittoria, poi è arrivata Gorizia, è arrivata domenica in casa, è arrivata oggi. E io credo che questo gruppo ha delle buone qualità e delle opportunità di fare un campionato di vertice, di mantenersi nelle zone alte della classifica senza montarsi la testa, con grandissima umiltà, e magari provando a inserire come oggi qualche giovane interessante che abbiamo all'interno della rosa. Non ero preoccupato prima nel periodo in cui abbiamo pareggiato, non mi monto la testa adesso, non ci montiamo la testa adesso che veniamo da 3 vittorie, e per cui molto bene, manteniamo l'imbattibilità, siamo una delle 2 squadre che non ha mai perso all'interno del campionato, e per cui questo è un bellissimo segnale per quanto mi riguarda. Ecco, prima di lasciarla andare, mister, anche la questione del fatto che il miglior attacco ha scardinato la miglior difesa, quindi è una cosa di cui vi fate fregio comunque di aver l'attacco che segna più facilmente, almeno fino ad ora? Ma quello è sicuramente una cosa importante, io tra le 2 preferirei avere la miglior difesa, decisamente. Però è anche vero che loro hanno preso un gol, hanno perso 3 punti, un calcio strano, il calcio moderno, per cui è un calcio molto offensivo, molto propositivo, dove crei tanto rispetto al passato. Però la domanda che mi faccio spesso è: se crei tanto e poi non realizzi, quella roba lì ti porta via un sacco di energie, come è successo anche a noi in un primo tempo, dove comunque avevamo fatto bene, occupando bene gli spazi, e quello ti porta via un sacco di energie, perché comunque andare a cercare di togliergli tutte le linee di passaggio, andare a scalare in avanti, per quanto oggi l'abbiamo fatto in un'altezza diversa del campo, perché l'abbiamo fatto a metà campo, normalmente magari lo facciamo più in alto, quello ti porta via tante energie, però poi se i gol non li fai devi stare attento, perché ribadisco, loro le occasioni per pareggiare le hanno avute poi al secondo tempo. Qui con mister Andrea Zanuttig, mister, arriva il primo gol subito in questo campionato e di fatto di seguito anche la prima sconfitta. Non siete riusciti poi anche con un finale con diverse punte in più a scardinare la difesa del Fiume Veneto Bannia. Era una squadra in forma che arrivava qui con voglia diciamo di far cadere quella che era diventata una grande in queste prime 6 giornate. Come l'ha vissuta lei dal campo nei 90 minuti? Come l'ho vissuta normale come tutte le altre volte, nel senso che abbiamo affrontato una bella squadra, loro sono bravi, ma siamo bravi anche noi. Secondo me è venuta fuori una partita dai 2 volti. Il primo tempo loro sono stati molto più bravi di noi, l'hanno interpretata meglio.
stavamo meglio sia di testa che di gamba, e noi stranamente abbiamo fatto fatica, ma ci sta, no? Non è che possiamo pensare che non possa succedere. Il secondo tempo invece abbiamo fatto discretamente bene, meglio, abbiamo creato un paio di presupposti per pareggiarla, poi non ci siamo riusciti per svariati motivi. L'altra volta è entrata, oggi non è entrata, ma va bene così, nel senso che non è che posso rammaricarmi più di tanto. Mi dispiace il primo tempo che non è stato all'altezza di quello che abbiamo fatto fino ad oggi, ma ci sta tutto, ecco. Chiaramente era magari impensabile, impossibile no, ma molto impensabile andare avanti con questo ritmo, vincendole tutte, non subendo neanche un gol, però sicuramente è stata un'ottima partenza. Adesso sarà interessante, immagino, vedere la risposta da parte dei suoi ragazzi alla prima sconfitta. Come li hai visti? No, non lo so, ho sentito anche sta roba l'altra volta. Ragazzi, ma questa è una squadra che è stata costruita con testa, con logica, alla quale nessuno, e dico nessuno, ha mai imputato, ha mai dichiarato delle cose che erano fuori. Mi è stato chiesto qual è l'obiettivo del Monfalcone. E il Monfalcone deve fare un buon campionato. Se dopo fai 6 partite, 18 punti, è logico, no, che va bene, va tutto bene, ma non funziona così. Questa è una squadra costruita dal mio punto di vista giusto, che ha i suoi pregi, che ha i suoi difetti, che deve fare il suo percorso. Era impensabile non prendere gol, era impensabile vincere tutte le partite, siamo in linea. Dopo 7 partite aver fatto 18 punti dal mio punto di vista è qualcosa di eccezionale, di importante, quindi da martedì questi ripartiranno con la giusta serenità che devono avere. L'ambiente ti dà questa serenità, l'allenatore dà questa serenità, la società dà questa serenità, quindi non vedo nessun tipo di problematica di cosa succederà dopo la prima sconfitta, che martedì ci alleneremo di sicuro. Di aver sempre vinto, di non aver preso gol, un qualche cosa che magari ti gira intorno, ti ronza intorno, e vabbè, abbiamo sfatato questo. Come vincevamo avevamo un sorriso, sicuramente anche la sconfitta la prendiamo con un grandissimo sorriso, perché siamo partiti con un obiettivo ben preciso e l'obiettivo era quello di svangare i punti che poi ci permettono di stare sereni e poi divertirci, giocarle con tutti, ma diciamo che questo filotto ci ha anticipato molto, tra virgolette, questo arrivo, questo fatidica cifra di punti. Insomma, cercheremo di rincorrerla già la domenica, che andremo a Fontanafredda, incontreremo già una squadra anche lì molto forte e dovremo anche lì essere molto attenti a riprendere quel nostro percorso. Ci sta, perché poi dopo ci sono anche gli avversari, perciò merita gli avversari di oggi, merita il Fiume Veneto e avanti noi a rimboccarci le maniche per tornare su quel percorso che, se possiamo, abbiamo fatto fino adesso. Fischio di inizio dopo Cina, il derby tra Chiarbola Ponziana e Cras. Il Cras cerca la prima vittoria in trasferta e il Chiarbola Ponziana la prima vittoria in campionato. Subito un lancio a cercare Solaia che aggancia, esce Dagnolo e la fa sua. Il rinvio di Dagnolo, si gioca a metà campo, un colpo di testa di Male. Ancora un altro colpo di testa di Fernetti, può andare a cercare questo pallone e lo trova Peravez in velocità, cerca la profondità, si difende Stipancic che mette fuori, deve mettere ordine subito il Chiarbola Ponziana. Intanto c'è un giocatore a terra, De Lutti, la rimessa laterale lunga, diventa un cross, allontana di testa la difesa del Chiarbola Ponziana, poi ancora Cras in avanti a cercare Peravez, lotta Kasseler, riesce a uscire in un primo momento il Chiarbola Ponziana, poi però è bravo Solai ad arpionare questo pallone al limite dell'area di rigore, l'affondo, il cross al centro, in difficoltà la squadra di mister Musolino, ma riesce ad allontanare, poi Male va ad anticipare l'attaccante, rimessa laterale. Dopo poco più di un minuto il Cras subito nella metacampo del Chiarbola Ponziana, senza ancora però trovare la conclusione in questa giornata bella di sole. Non manca il pubblico per questo derby, si è fatto subito notare il Cras con i suoi tifosi, il colore dei suoi tifosi. Come detto, il Cras cerca la prima vittoria in trasferta, prova a sbloccare questa partita, Barisic dalla distanza non va, Barisic che proprio la scorsa settimana ha trovato il gol alla sua prima da titolare. L'anticipo di Cattera, Dagnolo, l'aggancio è sbagliato ed è gol
l'errore del portiere del Chiarbola Ponziana, ne approfitta Solaia che ringrazia. 1-0 per il Kras ad Opicina dopo 4 minuti. Bene, adesso Peric, poi recupera il Chiarbola Ponziana, va da Dagnolo. Il rinvio del portiere che adesso dovrà restare concentrato per tutta questa partita ancora molto lunga, ma che naturalmente è diventata in salita per il Chiarbola Ponziana. Oti, poi a metà campo c'è Fernetti che tiene palla, si fa vedere Kasseler che ha spazio sulla sinistra. Pochi movimenti davanti, brutta la palla di Kasseler, recupera facilmente il Kras. Barisic gioca dietro, può allungarsi la squadra di Rok Bozic. Adesso c'è Peravec che lascia a Peric. Peric ancora dietro per Peravec. A metà campo Catera che ha recuperato quel pallone, poi diventato decisivo a metà campo dopo l'errore di Dagnolo, però è stato quello veramente fondamentale per il vantaggio del Kras che continua a manovrare. Barisic apre bene sulla sinistra, il cross facile per il portiere del Chiarbola Ponziana che vuole impostare ancora dal basso. Si va a sinistra da Kasseler, poi Zoc porta palla molto basso. Chiarbola Ponziana, il Kras sembra ben posizionato in questo momento, infatti adesso arretra la squadra di Bozic, lascia giocare il Chiarbola Ponziana che fa un po' fatica a costruire. Adesso subito l'aggressione del Kras. Oti deve gestire questo pallone di testa. Fernetti bene centralmente per Zaro che viene però subito pressato da Krivcic. Ancora Chiarbola Ponziana, però pallone gestito da male al centro dell'area di rigore, il difensore mette fuori di testa. Prova a reagire il Chiarbola Ponziana al 9° minuto di gioco. Kasseler ancora con il destro direttamente in porta, nessun problema per Buzan che va a lanciare bene questo pallone, diventa un assist per Barisic. La chiusura però altrettanto bella adesso della difesa del Chiarbola Ponziana. Kras che resta in attacco, adesso torna da Catera, chiusura prima in scivolata di Lubrano, molto bella. Male con il sinistro, l'apertura per Peravec di testa da Barisic, arriva Zoc, la rimessa laterale sempre lunga in area di rigore, colpo di testa di Barisic, è debole però Dagnolo la fa sua, lancia lungo, prova a metterla giù Pisani, non ce la fa, arriva Krivcic che gioca dietro, ancora il numero 8 che può impostare, va da Peravec che cerca la bella idea di prima ma è sbagliata. Stipancic apre su Albanesi che può portare palla, vorrebbe una sovrapposizione di Kasseler che arriva tardi, poi apre Fernetti sulla destra, Lubrano ancora, bene il Chiarbola Ponziana prova a distendersi con Benvenuto che cerca il dribbling, riesce a tenere per un attimo palla, il Kras lotta, vorrebbe il fallo, si gioca, Zaro cross, nessun problema per Buzan. Peravec riesce a rubare palla a metà campo e partire, non si intende bene però con il movimento di Solaia. Chiarbola Ponziana allora che deve provare ad uscire dalla sua metà campo, fa molta fatica a terra Albanesi ma si gioca. Ancora a terra il numero 7, l'apertura di Fernetti sulla destra, guardate però che bene la fase difensiva adesso del Kras, viene fermato Benvenuto, Barisic viene a giocare e può scambiare con Peric, sempre Barisic che si accentra, non se la sente di calciare, va con l'esterno destro, si muove molto, il numero 11 si fa notare, Catera apre. Il tiro cross, il cross per Solaia che non può raggiungerla di testa.
Albanesi va via in velocità, salta Peravec, poi con l'esterno, gioca con Oti che si gira bene, va da Benvenuto, bella questa azione del Cherbola Ponziana, la conclusione deviata, arriva Buzan. Kras praticamente quasi tutto nella metà campo del Cherbola Ponziana e gestisce palla. Con calma, adesso riparte da male, Krivcic aspetta, il Kras poi male cerca il lancio. C'è però Lubrano sulla traiettoria, adesso Male deve ricorrere il pallone, prova a pressarlo Pisani, Buzan, Krivcic, Rajcevic. Riesce ad uscire il Kras bene con l'aiuto di Peric che riceve di nuovo palla. Barisic tiene molto palla la squadra di Rok Bozic, bella adesso lo scambio con Barisic, l'attaccante rientra, va dietro da Krivcic, ha spazio Katera, ancora l'azione prolungata del Kras, sta giocando bene, il Cherbola Ponziana deve gestire questa fase offensiva del Kras, sbaglia la difesa favorendo la giocata di Peric che cade a terra. E non c'è nulla secondo l'arbitro, ci sarà rimessa dal fondo. Peric che cade a terra sul contrasto, però non c'è fallo. Kasseler da Oti di testa Rajcevic, poi Benvenuto col sinistro, la deviazione, Albanesi riesce a mettere giù, siamo in area di rigore, la giocata di Albanesi, ma c'è l'intervento della difesa con Ferluga. Calcio di punizione però per il Cherbola Ponziana, Stipancic voleva palla Kasseler, rallenta Stipancic che poi gioca con Albanesi, il pallone che passa, Benvenuto, Ferluga su di lui. Ferluga è bravo a gestire questo pallone, adesso lo deve tenere lì, deve guadagnare qualcosa, non deve perderlo, ma c'è il pressing del Cherbola Ponziana che vuole trovare una rimessa laterale, non è così, la rimessa laterale è del Kras. Peravec, un braccio di Kasseler, non lo vede l'arbitro. Oti col tacco, bene da Zaro, l'uscita di Male che si propone anche in avanti dopo aver letto bene quel pallone. Adesso lascia a Krivcic che viene steso, calcio di punizione per il Kras. Lotta il Cherbola Ponziana, ma di nuovo palla al Kras, non la riesce a gestire Solaia, è il lancio. De Lutti di testa, Peravec, la stoppa, la gira male, allora Kasseler che può intervenire, va da Fernetti, si gira, riesce a saltare così Solaia, Kasseler porta palla, va di nuovo da Fernetti, sembra avere pochi spazi oggi il Cherbola Ponziana contro questo Kras, allora porta palla a Zoc e sbaglia, può ripartire il Kras con Peravec, va da Krivcic che ci arriva su questo pallone, allarga da Ferluga con difficoltà il Kras, però riesce a tenere il possesso palla. Krivcic per Peravec, Peric vuole palla, si cerca la profondità, Dagnolo con il destro, va da Kasseler, continua però Barisic ad andare a cercare quel pallone, bisogna dire che è un Kras che va su ogni palla. Musolino chiama i suoi giocatori, serve qualcuno che vada incontro a quel pallone, infatti spesso si ferma lì l'azione del Cherbola Ponziana. Intercetta Katera, poi Rajcevic, va da Solaia, la fa passare e brucia Stipancic con questa giocata. Solaia da Barisic, Kras 2, Cherbola Ponziana 0, 26esimo. Abbiamo detto ne ha di più questo Kras e si vede, abbiamo visto la giocata di Solaia, come è andato via, poi assist perfetto per Barisic, secondo gol consecutivo del neo acquisto del Kras.
via sulla destra da De Lutti, dietro per Peravec, Krivicic, bene per Barisic, sempre il movimento giusto, il numero 11 che impatto va via così, cade a terra, però si gioca il numero, comunque c'è, il gioco di gambe c'è, ha fatto gol ma fa movimento, davvero è un Barisic che serviva questo Kras, che è andato sul mercato dopo l'addio della punta e ha pescato molto bene. Con calma il Kras tiene palla, sembra proprio in totale gestione di questa partita la squadra di Bozic. Barisic, guardate dov'è, come va su questo pallone, lo perde però, lo perde, e allora Oti, bene per Benvenuto, Buzan respinge, ancora al 10, calcio d'angolo, proteste per un braccio, calcio d'angolo, Cherbola Ponziana pericoloso, para Buzan su Benvenuto. Prima conclusione del Cherbola Ponziana al 28esimo, il calcio d'angolo di Albanesi, la girata di Oti alta, ancora Buzan, bene da De Lutti, proprio gioca il Kras a partire dal suo portiere, Peravec, Catera, De Lutti, ha sempre palla al Kras, qua c'è Barisic, non è in fuorigioco, il cross, Daniolo la tiene. C'è un Kras insomma che sta facendo davvero un ottimo primo tempo, infatti è avanti 2-0, ha approfittato di un errore in partenza di Daniolo, poi però ha sempre giocato e ha trovato un secondo gol frutto di una bella manovra con l'assist di Solaia, il gol di Barisic, e qua si porta, si gioca a metà campo, il lancio, cercare sempre Barisic di Catera, Barisic può puntare l'area di rigore, la porta sul sinistro, deviazione, calcio d'angolo. Ancora pericoloso il Kras. Rimessa laterale di De Lutti per Catera che gliela restituisce, il cross, arriva Daniolo che preferisce aspettare, giocare lì con Stipancic. Ha spazio sulla destra la squadra di Mister Musolino, di nuovo Stipancic, l'errore favorisce Solaia, attenzione che qua può far male ancora al Kras con questa velocità di Solaia, qua Daniolo va a chiudere, è decisivo, Solaia, Daniolo chiude, poi si gioca ancora, Peravec non ci arriva di testa sul cross di Krivicic. 32esimo ancora, Kras decisivo, Daniolo su Solaia e poi Peravec di testa, non la trova. Daniolo da Albanesi che prolunga di testa, De Lutti di testa, poi Catera di testa, Peravec sbaglia, Kasseler, Otti prova a prolungare, c'è male lì però, il Kras esce ancora una volta, poi Krivicic bloccata la sua giocata, arriva Kasseler, riesce a intervenire, porta palla Fernetti che poi apre da Benvenuto, sulla sinistra al numero 10, punta De Lutti, va da Zaro, il cross, non riesce Albanesi a colpirla di testa, rimessa laterale, a cercare Oti, ancora una protesta del Cherbola Ponziana per un intervento con il braccio, l'arbitro non fa una piega. 34esimo minuto, dietro rischiosissimo Daniolo, stavolta c'è, ha rischiato il Cherbola Ponziana, Daniolo è riuscito però ad intervenire bene allontanando un pallone che poteva diventare ancora pericoloso dopo quell'errore iniziale. 36esimo si gioca, Peric ancora dietro per questo pallone a cercare Barisic che però è in fuorigioco, bella la giocata di Rajcevic, però Barisic era in posizione irregolare, De Lutti centralmente,
il pressing del Chiarbola Ponziana, poi prova ad allontanare De Lutti, arriva Otti che lotta, alla fine mette ordine, o meno ci prova Katera. Krivicic, bravo qua Barisic, come gestisce palla, si vede sicuramente qualche categoria in più nei suoi movimenti, nella gestione di certi palloni, un attaccante che davvero aiuta e come la manovra del Crase. Oggi in particolare si nota la sua qualità, ancora lui vuole il pallone in profondità, sbaglia i giri Krivicic, il lancio, Otti riesce a prolungare di testa, Pisani l'aggancia, si allarga, non può più trovare l'angolo di tiro, Benvenuto lascia a Lubrano che può andare al cross col destro, bello l'aggancio di Zaro, sbaglia però il pallone per Otti e qua deve stare attento il Chiarbola Ponziana perché il Cras ha gamba per affondare. Krivicic allarga, ancora Barisic, c'è Peric dietro, la giocata di Barisic, il pallone al centro, attraversa praticamente tutta l'area di rigore questo pallone pericolosissimo, si salva il Chiarbola Ponziana che allontana. Poco più di 4 minuti al termine di questo primo tempo, 2-0 per il Cras. Solaia, Barisic, le firme di questo primo tempo Opicina. Peric, Katera, apre bene, si propone Ferluga, Barisic però invece cerca Solaia, Zocca lontana di testa, poi Stipancic con il destro, spazza via. Nessun problema dietro per il Cras che può ricominciare ad impostare questa azione offensiva. Peravec sulla destra, si muovono tutti, il Cras davvero ne ha di più e adesso Peric non inquadra la porta, 41esimo. Solaia gestisce questo pallone, va da Barisic con il braccio e non lo ammonisce. E non lo ammonisce, incredibile. Stipancic, Albanesi, non riesce a saltare l'uomo, però recupera palla. Albanesi va sulla destra, il cross deviato, ancora Albanesi con il destro. C'è lì ben posizionato Buzan che mette in angolo. Katera dietro a Buzan, deve stare attento Buzan. Pisani forse poteva essere più incisivo, poteva crederci di più nel pressing. Comunque si gioca. Ferluga fermato fallosamente da Lubrano 2 volte, lascia giocare l'arbitro perché lì c'è comunque Solaia, va da Peravec, però arriva Lubrano che recupera il rimpallo, Peravec che lotta, riesce a giocare dietro per Ferluga, su di lui c'è Benvenuto, ancora Crasa al possesso palla, va da Katera che decide di restare lì in quella parte di campo, Peric, tutti sulla sinistra, adesso vediamo se Peravec riesce ad accentrarsi, poi però ancora Katera decide di andare sulla sinistra, idea sbagliata, pallone fuori, rimessa laterale per il Chiarbola Ponziana, è finito il primo tempo. Adesso vedremo se recupererà qualcosa, forse un minuto di questo primo tempo a Opicina. Otti prolunga, poi arriva Zaro, va da Benvenuto, Ferluga gestisce bene questo pallone, va da Rajcevic, quindi Kras che può uscire al 45esimo e qualche secondo in più. L'arbitro dice basta, 2-0 Kras, Solaia Barisic, diciamo proprio meritato il Chiarbola Ponziana, deve fare di più se vuole tenere vivo questo derby a Opicina. Parte il secondo tempo ad Opicina, il Cras avanti 2-0, il Chiarbola Ponziana deve fare molto di più, troppo poco nel primo tempo. Adesso subito un'occasione per Pisani che mette in rete, ma c'è la bandierina alzata dell'assistente, tutto fermo.
tutto fermo, Pisani va dall'assistente, praticamente erano passati pochi secondi, 15 secondi, e gol del Chiarabola Ponziana, ma la bandierina si è alzata immediatamente qua. Musolino viene ammonito, le proteste, episodio sicuramente da rivedere. Continuano le proteste, l'arbitro dice giochiamo, gli applausi ironici di Pisani all'assistente. Le proteste in quanto sembrerebbe, aspettiamo, dobbiamo rivedere, ci fosse il tocco dell'avversario, la giocata dell'avversario, quindi Pisani sarebbe in gioco. Il Chiarabola Ponziana avrebbe trovato il 2-1, ma come detto l'assistente Filippi ha alzato subito la bandierina. Intanto è di nuovo in attacco il Kras con Barisic, che stavolta calcia male, si coordina bene ma calcia male. Porta palla adesso Lubrano, benvenuto, scambia con Albanesi, Catera bravo andare a lottare su questo pallone insieme a De Lutti. Kasseler male di testa, Oti aggancia con il petto, male arriva in difficoltà il Kras, deve allontanarla male, lo fa, non riesce a calciare il Chiarabola Ponziana in questa occasione che poteva diventare interessante. Protesta Barisic, gioca il Chiarabola Ponziana con Cottiga che è entrato nella ripresa. Zoc, Kasseler, arriva Peric, Cottiga tocca per Fernetti, sulla destra c'è Lubrano ancora da Fernetti, vuole palla Kasseler, apre Fernetti, però il pallone rimbalza, prende velocità e non può arrivarci Kasseler. La rimessa laterale comunque è del Kras. Ferluga va in anticipo Lubrano, poi la scivolata, ma resiste Krivicic, molto bravo. Ancora Krivicic stavolta però la tiene un po' troppo e riesce ad uscire bene il Chiarabola Ponziana con Benvenuto, anche con la grinta, poi però affretta la rimessa favorendo la giocata del Kras. Cottiga decisivo in questa lettura, ma ancora un anticipo di Catera che tiene palla. Benvenuto lotta, cerca il fallo il numero 4, arriva Oti, partita che comincia a diventare anche fisica e poi scattano delle proteste, quindi si potrebbe anche un po' accendere. Il cross di testa, Kasseler interviene, poi il pallone resta lì, non riesce a calciare Barisic. La tiene Ferluga, è ancora in gioco il cross, colpo di testa da allontanare. Rajcevic, Catera, Krivicic, Ferluga, vuole palla Barisic, attenzione a Barisic, dentro per la deviazione, cenno d'intesa tra lui e Solaia, il movimento ad allargare di Male, infatti cercano lui che aggancia, va sul destro, conclude Murato, altro calcio d'angolo. Il movimento di Peric gliela restituisce, Barisic in area cerca di trovare spazio, riesce a toccarla ancora, corner. Vediamo Peric con il destro, non ci arriva nessuno, pallone che esce dall'area di rigore, c'è Male, tacco. Krivicic, col tacco ancora Rajcevic, ma c'è il fuorigioco di Krivicic. Gestisce palla in attacco Chiarabola Ponziana. Non trova Cottiga, Kasseler favorisce l'azione del Kras, adesso Solaia riesce a vincere questo contrasto con Zoc, può far male il Kras, il cross per Barisic, l'aggancio, vediamo se va lui alla conclusione, vuole rientrare ancora, troppo però di Barisic che perde la giocata e adesso sale Ferluga, Peric, dietro arriva Oti su Catera, lo tiene, vuole il fallo, poi il pallone per Solaia, fuori gioco. L'ha gestita male il Kras questa azione, poteva andare alla conclusione prima. Oggi di nuovo chiamato a rimontare il Chiarabola di mister Musolino, compito
non facile, non sempre si può riuscire in queste imprese. Cottiga dalla bandierina riesce a colpirla di testa Stipancic, resta in area di rigore Pisani, Pitacco su di lui, pallone che passa Otti, Buzan riesce a deviare, a mettere in rimessa laterale. Lubrano, rimessa lunga, ma allontana Rajcevic. Cottiga, Lubrano, il cross, allontana ancora la difesa del Kras con Rajcevic. Cottiga non la tocca benissimo, arriva Lubrano che vuole andare ancora a lungo, non può intercettare Pisani e allora allontana Peric, che era ad aiutare la squadra in fase difensiva. Stavolta è il Chiara Ponziana ad impostare, a giocare di più in questo secondo tempo rispetto al primo, chiamato ovviamente a rimontare. Male di testa, Benvenuto ancora di testa, poi allontana il Kras. Pitacco, pallone in avanti per Barisic che va da Pitacco, può far male appena entrato e invece non trova la porta, solo l'illusione del tris. Pitacco sbaglia la fondo del Kras, il destro di Pitacco, pallone fuori e gioca con Ferluga. Cottiga, attenzione a Pitacco, si scontra con Dagnolo, calcio di punizione, ancora rischia il Chiara Ponziana in fase di disimpegno. Chiara Ponziana con Kasseler che prova ad andare in avanti, prolunga Otti, c'è Albanesi male su di lui, il tacco a favorire Otti, però De Lutti arriva prima, poi allontana Rajcevic. Peric, l'aggancio di testa Zoc, intervento importante perché dietro scattava l'attaccante del Kras. Qua Lubrano pressato da Pitacco, Lubrano riesce a giocare per Stipancic. Cottiga, Lubrano intercetta Peric, va in profondità per Barisic, stavolta è ben posizionato Dagnolo, però adesso è fuori e lo punisce Peric. Kras 3, Chiara Ponziana 0. Peric, 20° minuto di gioco, la partita possiamo dire finisce qua, ma tornando al gol poi davvero bravo Peric ad andare su quel pallone, a calciare subito in porta perché Dagnolo non poteva recuperare la posizione e infatti è arrivato il 3-0. Il Chiara Ponziana doveva riaprirla, non l'ha fatto e adesso Otti, Buzan e Rajcevic danno vita a questo momento sicuramente non bellissimo. Si scontrano, arrivano anche alle mani mentre c'è un giocatore a terra. Anche in questo caso arbitro e assistente devono vedere qualcosa e devono scattare le sanzioni disciplinari, perché qua bisogna ovviamente perlomeno ammonire e infatti almeno un giallo arriva. Vediamo Otti e Buzan, il Kras è di nuovo bravo ad impostare, male, pallone largo per De Lutti. Barisic, si cerca Pitacco ma lì c'è Stipancic. De Lutti di testa, Janezic ruba palla ad Albanesi senza commettere fallo, pallone a Barisic, non c'è fuorigioco, Barisic a Pitacco, 4-0, assist per Pitacco e cala il poker il Kras ad Opicina. Il derby è praticamente una storia finita. Fischia l'arbitro, va Peric, c'è Dagnolo, centrale, sembrava un po' più pericoloso, invece ci è arrivato facile Dagnolo al 35esimo, 10 al termine. Titoli di coda sul derby, vince 4-0 il Kras, prima vittoria esterna, il Chiara Ponziana cade ancora senza vittorie, 16 gol subiti in questo inizio di campionato, insomma allarme per il Chiara Ponziana. Il Kras si conferma squadra che può guardare in alto.